Tutto bello, veramente molto bello. Mi spiova a dire la verità. Ma io mi sposto. È tipo la Brussia qua. Cioè in linea d'aria sono tipo a 4 km e in realtà devo andare in figa della miseria e tornare indietro per un totale di 28. Ciao cavallo! Che posti fioi. Wow. Mi preoccupano un po' le previsioni meteo, perché se per loro questa è la pioggia, cioè non so neanche come fidarmi. No vabbè, ma siccome qua il cielo cambia molto velocemente, può essere che la pioggia arrivi dopo. Cazzo, è un mega tasso, un tasso enorme, visto che roba? È una cosa che sto apprezzando tantissimo, è che qua se vai più lento non è che ti si mettono dietro a suonare per il cazzo, no, ti sorpassano, ok? Quindi già c'è poco traffico. Guarda, vedi ogni tanto una macchina, ti butti in parte un attimo e passa. Oh fioi, guarda là cosa c'è là! Cervelot Castolo, come cazzo si pronuncia? Ti porto a dormire nella riserva naturale di Cavadok. Come cavolo che si pronuncia? Vedo là i campers. Per me è questa. Proviamo. Mal che vada finisco dentro una famiglia, insomma. Questa è un'area camper, fioi, con carico e scarico. Prendi con le pinze quello che dico, sarebbe tra virgolette gratuita, nel senso che sono ben accette le donazioni. Mi metto in parte al van life che si è messa a posta largo per avere il posto tutto per lui. E mi te schinso qua, questi impari di egoista di merda. È carina come area camper, guarda, hai anche le panchine da picnic. La strada non è per nulla trafficata, ma soprattutto sei proprio all'entrata nella bocca della riserva naturale e a 1 chilometro dal famosissimo castello. Vi dirò, camper ce ne sono, però continuano a essere sempre e solo tutti inglesi. Oh, eccoci. Hanno messo, vedi, tutti i recinti
i cancelli con scritto cortesemente di non attraversare perché da marzo ad agosto c'è la cosazione degli uccelli. Noi qua in linea teorica dovremmo vedere tante, in linea teorica, tante anatre dalla testa nera. È pieno di alberi della morte, quelli dei film, sai, con le rame tutte intorcolate. Mi fa strano, manca solo che è il buio e gli ululati. Appunto interni, non esiste il lupo in Scozia. Che spettacolo, fioi. Che spettacolo. Che silenzio assurdo. Senti il rumore del vento in lontananza. Quelli di Nature Scott che stanno documentando gli ocelli da carta e penna per segnare tutti gli ocelli che vede a Tosa, che vede sempre 2D. È tutto vero quello che ho detto, a testimonianza il fatto che la Scozia è sempre stata molto attenta alla sua natura, però in questi ultimi anni ancora di più, non so il perché, cioè non la vedevo in pericolo rovinata, però diciamo che ho letto varie news in cui ora si stanno concentrando maggiormente probabilmente a ripopolare certi tipi di animali, insomma. What is this? Aspetta che aro, Becco Woods High. Un osservatorio Paio 6! Vedo che te faccio vedere una roba. Allora, questa l'abbiamo vista nell'ultimo giro in bici qui nella zona di Dumfries, è la beccazza di mare. Perdonate la mia ignoranza in uccelli, so che ci sarà sicuramente qualcuno di voi più esperti in uccelli, e questa è l'oca, la famosa oca dalla testa nera che dicevo che io avevo scambiato per cigno. Questa l'avevo vista ancora in Inghilterra, dicevo madonna guarda che razza di cigni, che color strano. Fa vedere qua, beh, il picchio, quello sembra un cardellino, questa sembra una cosa, cosa che è nome, che invemo un casino qui con il pezzo di ala blu. Adesso mi metto a fare bird watching anche lì. C'ho il lavoro che ora si è un po' calmato, perché purtroppo il mio lavoro è strano, c'ho periodi che veramente non respiro, per quello avevo detto alla mattina vivo un attimo e il pomeriggio e la sera lavoro. Adesso però che si è calmato un attimo io approfitterei di vivere il più possibile e dopo se ritorno su come al solito e divido, spezzo. Perché spesso sono vittima anch'io della mentalità italiana, ossia che anche se non c'è lavoro tu comunque devi stare in ufficio o nel tuo posto di lavoro, cioè devi presenziare, devi far presenza, hai capito? Invece no, bisogna imparare, perlomeno chi può, che se non serve, cioè non serve che io sto davanti al computer oggi, diciamo un cliente che dico guarda fra un'ora, 2 ore eccetera, hai capito? Quindi il problema qua è che il prossimo giro erano i tracciati di Seven Stains e quindi roba da mountain bike, quindi c'è pioggia tutta la settimana e niente, starò qui, cosa volete che vi dica? I ricercatori prima di me fa it's a lovely day, che significa è una bella giornata, no? E fai sì, madonna, come piace a me, cioè nuvolo, freddo. Io quando do i consigli fioi li do perché ho sbagliato, ok? Quindi dopo aver sbagliato mi sento di poter consigliare. Mi raccomando, so che sembra una roba stupida da bambini, ma quando vai in questi posti tieni un paio di scarpe solo esclusivamente per le passeggiate, perché veramente è paltano dappertutto, considerando che piove spesso. Il tempo sembra andare molto più lento qui. Qui c'è scritto non far casino e non rompere i coglioni, altrimenti gli uccelli abbandonano le uova. Il giro forestale, fortuna che doveva piovere. Senti che musica. Sì, è bellissimo, guarda che ha tutte le robe strafatone, vedi? L'albero della vita, i scacciaspiriti, e maschere africane, un mischiotto di tutto, i gargoyles, i gufi, Buddha addirittura, i draghi, i bissera nere, i pipistrei. Guarda, questo era il primo castello di Carvalock, ormai è distrutto, sono rimaste solo le fondamenta, andiamo a vedere. Siamo sul ponte del pantano, sì, perché vedi qua sotto c'era il fossato, no? Aspetta che entro dentro al castello. Allora direi un ambiente ben illuminato, veramente molto, ti dà quel senso di spazio, sì.
Però è simpatico, hanno messo le targhette su ciò che erano le cose. Questo era il passaggio coperto, le camere. E qua cosa era? Ah, la hall. Il castello era del 1220, il suo abbandono fu anche relativamente semplice, praticamente è stato costruito in questa zona umida e paludosa e col tempo è ceduto. I just say wow, dico solo wow. Guarda te, sei in mezzo al nulla. Noi dobbiamo trovarci un castello diroccato, i famosi castelli col fossato, come quelli delle Lego, no? Eccolo qua, guarda, il famoso fossato, il castello col fossato. Hello there, sir. Good morning. Hello, welcome to the castle. Thank you very much. Are you wanting to go in? Is possible? You need to get a ticket. Ah, Now, if you go up to the office, where you see the flagpole there, yeah. right? Chiama Limone i Volsky anche per entrare dentro quattro mura, che poi con tutta onestà guardatelo anche su Google Maps, è molto più bello fuori che dentro. Ora che penso, mi pareva che il vecchietto là era troppo gentile, e perché era sotto i sky. E guarda che non sto scherzando, pensai quella volta feci proprio un corso sulla psicologia della comunicazione che era finanziato dalla regione, diciamo, mi portò la moglie del titolare nell'Air College a fare sto corso, mio e mio collega Mauro, ciao Mauro, questo per dire, o meglio confermare, quanto ci tengono al rimming turistico. Rimming sarebbe le case del culo. Arrivati, viste le promesse di pioggia, mi tirerei dentro la bici, va. Ciao, questa non me l'aspettavo, il liquido dei termi che scende così. Col mezzo litro che mi sono preso non faccio l'estate, adesso ho sentito Marco quelle calaie per capire come far per slungare un fiato. Urcole e wine o'clock anche un culo. Ciao, romperai anche i coglioni lì in mezzo, però cioè, quanto bene sto a sentirti qui dentro. Non è più un fatto di sicurezza, Fioi. È che avendocela qui dentro ho la retrocamera, quella che guarda proprio dall'alto verso il basso, libera. Quindi vedo proprio tutto il paraurti del camper. Fenomenale. Sto in molti più parcheggi perché sono più corto, in più non ho paura di andare a sbattere col portabici o la bici su per le murette e quindi è tutta un'altra roba. Idem anche la pioggia, anche se ho il telo, comunque averla qui dentro piuttosto che fuori con l'umidità è tutta un'altra roba. Una cosa che non forse tutti sanno è che la tap water, ossia l'acqua del rubinetto qui in Scozia, è buonissima, la usano dappertutto, te la servono anche nei ristoranti. Io un tempo lavoravo in un ristorante in Scozia, quando ti ordinavano l'acqua, se non specificavano che la volevano frizzante, ovvio che arrivava, cioè era scontato che ti arrivava dal rubinetto a jug, una caraffa of tap water di acqua del rubinetto. Quindi quando vai anche nelle aree camper, questa non te la so spiegare completamente bene, perché in un rubinetto c'è scritto drinkable water e quindi è quella che puoi ricaricarti benissimo le bottiglie e berla, che è buonissima. L'altra è quella per sciacquare i serbatoi, diciamo, e quella non so dirti. Però se una c'è scritto potabile e nell'altra no, vuol dire che altra non darà bene. Non riesco a capire come mai, perché l'acqua è sempre la stessa. Però doccia, lavo gli ultimi piatti e poi li carico già che sono qua. Un soldo risparmiato è un soldo meglio sperperato, ossia io cerco di risparmiare il più possibile nelle cose che io ritengo sprechi, per poi spendere questi soldi da altre parti, uscite, viaggi, moto, di tutto. Chance for me
sono quasi 10 anni che giro questa mia casa mobile. Vai vacche, di che ciao ai vacche. Passa le vacche. Vacche! Cazzo, è morta quella! Ah no, era viva. È raro trovare le vacche spaccate. Dumfries. Qui è morto il poeta nazionale Robert Burns, che per gli scozzesi è un'icona storica veramente molto importante. Quella era casa sua, vedi, Burns House, e era piena di case. Temporaneamente mi metto qui davanti a Halfords, che è il BEPS locale, solo che a differenza del BEPS locale qua, se vuoi, ti aggiustano, è anche un meccanico integrato con riparazione bici integrati, cioè sia auto che bici. If you don't know me the cocal. Volevo solo vedere un attimo sta fabbrichetta dell'epoca. Oh, direzione Dumfries o Dumfries. A tutti? Si continua a far molto strano che vedi i parchi con i bambini anziché con gli spazzatori. Faccio entrare un attimo nella chiesa di San Michael. Guarda che spettacolo, che in italiano sarebbe accesa di San Miguel. Allora, sti gusti qua. È fantastico come c'è sempre uno scambio di battuta con, guarda che bella quella, con i personaggi che incontri per strada, tipo in questo caso sono tombe molto interessanti, ha fatto il signore, sì, fanno veramente scena. Vedi, guarda che porta qui per loro Robert Burns è un elemento sacro, addirittura nel cimitero c'è il percorso con le tombe dei suoi amici. Avrei detto di averla già sognata questa situazione, in realtà no, è molto simile a uno schema di Battlefield 4. Ecco qua, veramente incredibile, gli amici di Robert Burns, guarda, hanno la loro targhetta particolare, cioè prova a immaginare, ripeto, quanto è importante per loro questa figura. È proprio grande. Guarda, un'italiana credo, Isabella Ferguson. In teoria non è difficile non notare come qui in Scozia siano molto conservatori, non conservatori nel senso di politico, conservatori nel senso storico, che ti hanno messo via tutto da parte, perfino morti, perfino e tombe. Per noi altri magari gli danno il giro, no? Qua invece trovi tombe del 1600, del 1300 di gente comune, ok? Certe lapidi magari buttate, un po' ammucchiate, ma in qualche modo se lo possono anche permettere geometricamente parlando, in quanto la densità di popolazione in Scozia è molto bassa e pertanto ci sono tantissime belle frasi scritte commemorative nel senso che descrivevano l'anima del personaggio, solo che sai, io credo che quando muore poi la gente che ti conosce vai a sparire anche tu, insomma, tu sei quello. Voglio dire, chi ti conosce più? Cosa serve descrivere un'identità a chi non l'ha mai conosciuta? Così, in due righe di lapide. Ok, questa qui è la tomba mausoleo di Robert Burns. Eccola qua. Insomma, quella che loro chiamano pioggia, in realtà da noi sarebbe il skyvar. Credo di non aver mai visto nessuno con l'ombrello quando abitavo in Scozia, e adesso guarderemo anche per le strade. Ti garantisco che io sono quello più coperto di tutti. Questo perché non perché siamo a stonfarsi, no, assolutamente, è che non so se vedi dagli occhiali, queste forse sono le gocce più grosse, c'è una sorta di vaporizzazione che scende giù. Sono molto più fine le gocce, insomma, ecco, non sono come da noi. Questa invece è la statua che hanno dedicato alla moglie o all'incrocio. Sì, è diventata una grande città. Ecco, questa è la casa dove abitava. Sobria, i personaggi solitamente si mitizzano dopo morti. The taste of Bengal, il gusto del Bengala. Cioè, tandoori e pizza, buono la pizza del Bengala. Una accesa abbandonata, vediamo se si riesce a vedere dentro dai buchi. Poco, niente. È una statua. La statua del baffo, il parnice. Ecco la city con la pioggia. La city di Dumfries. Che te me credi o no, sa da tortigni in brodo. Guarda qua quanti hanno l'ombrello. Praticamente nessuno, perché non è pioggia.
È proprio diversa come la concepiamo noi. Le vie non colpiscono particolarmente, non è per via della pioggia. Alice dice sì alla meritocrazia. The Bank of Scotland. Appunti interni. A Findus si chiama Occhio de Oseo, occhio di uccello, Bird's Eye. Questa è la Greyfriars Church, la chiesa di Greyfriars. E la statua in piazza, è inutile dirlo, è quella di Robert Burns. Cioè dire che questo tempo è il fascino, in fondo, dei posti. Li sto recensendo a Giacomo tutti i negozi di giochi. Tante tartarughe ninja strane. Drop all your things. Beh, il paese delle porcherie del junk food, su questo no, non ne abbiamo mai avuto dubbio. Porco cane, le bottiglie di Coca-Cola a 80 litri, tutte misure assurde, anche la Red Bull da mezzo litro. Il Jack Daniel Cola, anche alla Marena, vedi quelle cose assurde che non avete idea, Fioi, ma è sempre stata così. Pensa che la Coca-Cola alla Marena alla vaniglia, che adesso iniziate a vedere in Italia, c'era ancora qui 25 anni fa, quando c'ero io. Ma che bella sta fontanella, non l'avevo neanche vista. Oddio, guarda il motorin Painoni de lusso. Numero 1. Oh, non sapevano di che colore farla. Vediamo le porchery con la Y che ho preso. Petti de poastro islandese. È il classico filetto de pesce. 2 perché ieri in offerta. Chicken dipper, che serie crocchette de pollo. 4 tenants, non avevano niente di tipico. E i popcorn de scampi. La cosa stramba, ho aspettato per dirla, è che ora vedo che in tutti i supermercati ci sono tutte le patatine divise in 6 sacchetti. Di tutte le marche, di tutti i tipi. Quante volte li ho ricordati, i scampi impanati. È una delle mie porcherie preferite che mangiamo in Scozia. Da sotto fa scena, sì, devo proprio dire che da sotto fa strano vederla, insomma, anche perché ha colori ai quali non si è abituati. Aspetta, adesso ha cambiato nome, adesso si chiama Cattedrale Chiesa della Benedetta Vergine Maria e San Nane. Se te sposti un attimo invece di qua, si trasforma nel cimitero e convento dei Greyfriars. Madonna, cavolo, se la senti qua l'ambulanza, cazzo, 200 milioni di decibel. Forse andiamo a cavarci una biretta qua. A Robert Bruce, che è uno dei locali della catena JD Wetherspoon. Ce n'era uno anche ad Air, che era il pub dove andavo in pausa pranzo come amico Mauro a cavarsi a birra. Era dentro una chiesa sconsacrata, in questo caso è dentro un ex municipio, non lo so, credo quella col Pitusso. Hello, I would like a half pint from Island. No, che credo, un pound la birra, che significa tipo 1,10 €. E il tipo ha detto sì che è normale, al Wednesday è così, però oggi è il Tuesday. Ok, birrati, ci siamo birrati, ora torno a casa. That we've been through, you should understand me like I understand you. Now girl, I know the difference between right and wrong. I ain't gonna do nothing